ma violenti, ti riempiono il cuore, tutto è rosso, rosso-viola, tutto cambia, ma nel giro di pochi minuti poi tutto diventa buio. Era quasi di imbrunire e mi riceve un vecchietto, era un ascaro tutto col tubantino, eccetera, parlando in italiano. Ero con due signore di una certa età che erano nate lì e che erano ritornate a visitare quei luoghi, le avevo conosciute e visitavamo il cimitero. E arrivando al centro dico, c'era un materasso vicino a questa tomba, al centro delle due vie. Dico, ma perché questo materasso? Dice, leggi questo nome, mi fa il vecchietto eritreo, il generale di brigata Orlando Lorenzini. Dico, me lo dici perché? Dice, io dormo con lui, oggi ho nipoti, i miei nipoti stanno facendo figli. Dico, ma tu chi eri? Io ero la mascotte della brigata indigena comandata dal generale Orlando Lorenzini. La notte precedente l'ultima battaglia, il generale, lo Shaitan bianco lo chiamavano, il generale Lorenzini mi diede un ceffone e mi mandò dagli inglesi, dice, ti arrendi solo tu, a te non ti fanno niente. Questa è l'Africa, che è quello tutta la vita, è ancora pagato dal governo italiano, la pensione che paghiamo noi agli ascari, ancora quelli che sono in vita, eccetera, hanno la pensione italiana, hanno la doppia cittadinanza tutti questi. Beh. Le ultime due domande, perché sennò facciamo troppo tardi. Una, tu parli, dici in un'intervista che questo è un romanzo educativo e quindi mi domando il perché. E due, se non erro, tu stai scrivendo un altro romanzo, se vuoi parlarcene. Certo. No, non è che educativo io. Mi sono trovato a parlare con il rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia e non capivo ancora perché, al di là delle storie delle reggiane, loro hanno questa grande passione, com'è che sul romanzetto va a finire là. Lui mi ha detto che è semplice, perché la nostra università promuove la cultura d'impresa, la cultura industriale, perché il 75% dei loro giovani, completando gli studi, opererà nell'industria e nei commerci a vario titolo, addirittura moltissimi diventano imprenditori. Ecco, da questo punto di vista è quello il far comprendere anche ai nostri giovani che devono riflettere su certi valori. Alla fine questo romanzo è dedicato a tutti quelli che con la loro vita hanno lasciato un messaggio alle nuove generazioni, è dedicato anche ai nuovi imprenditori, ma soprattutto a tutti i giovani, a tutti gli studenti, nella mia idea, affinché riflettano, perché fare impresa non è un gioco, è una missione che deve essere supportata da onestà e dai necessari capitali. Dare lavoro è un'opera meritoria, laica e cristiana al tempo stesso, per la quale occorre coraggio. L'imprenditore protagonista del romanzo, Turimo Sumeci, il barone di Mezzocannolo, viveva la vita secondo questi ideali. Lui allontanava il male a bastonate e per questo era un uomo libero e felice. Ecco. E io mi permetto di pensare a questo personaggio indegnamente tutte le sere. Questo è il pensiero, è la prima domanda. Il nuovo ci sto iniziando a lavorare, spinto dalla Piera Rossotti Pogliano, che oggi è il mio editore, ma che conosco da quasi 30 anni. Ero un ragazzino e collaboravo con lei, che aveva fondato il Rifugio degli Esordienti, dove era sempre che cercava di aiutare chi scriveva. Lei è una professoressa di liceo in Italia e in Francia, in un'università, insegnava filologia e romanza. Poi si è messa in pensione, ha fatto questa casa editrice, l'ho chiamata e gli ho detto: guarda, lo fai un libro? Quale? Quello tuo? E ha detto sì, perché lei è stata prima che l'ha letto alle origini, e io non glielo volevo dare, non lo volevo uscire dal cassetto perché mi vergognavo. E allora il nuovo romanzo?
Arriva, presto. Ma è la continuazione della famiglia Musumeci, della storia, o Sì. è tutt'altro? No, continua tutto. Quindi dal 79 in poi? No, ma si torna pure indietro. Perfetto. Ma molto, molto indietro. Bello. Ci rendiamo. Vuoi leggere una pagina del tuo romanzo? Quella Come siamo dimesticheti, la devi leggere tu? La devo leggere io, se riesco a vedere. Allora, la scelta a lui la leggo io. Non sono molto brava come Alessandro, comunque. Va bene, da qua vorrei avere tanti soldi? No, forse c'è anche il Paolo. Sì. Vorrei avere tanti soldi. La 500, c'è? Sì, c'è la 500. Sì. Vorrei avere tanti soldi, Ventura. Lo chiamò usando il cognome. Per farci cosa? C'era speranza in quelle parole. L'ultima battaglia. Un vento gelido sferzò il volto di Andrea e investì Ventura, che si appoggiò al bastone. Poi l'uomo accomodò le spesse lenti e aprì il portello della 500. Elle ancora. Lo squadrò da cima a fondo, era già al volante. Prendi questo, gli disse dopo l'esame, e avrai la forza di vincere o la nobiltà di sorridere mentre il mondo ti crolla addosso. Ti consegno il legno del barone. È tuo. Hai la benedizione dei tuoi antenati e la mia, modestissima e sincera. Addio, Andrea Rao. Musumeci. Nino Ventura mise in moto e procedè, accelerando lungo il viale costeggiato dalle spettacolari palme piantate un secolo addietro da Turi Musumeci, barone di Mezzocannolo. Rimasto solo, seppe che l'attesa terminata. Il Dio della vita, nel quale aveva imparato a credere oltre ogni ragionevole limite, aveva parlato al suo cuore e lui ne aveva ascoltato il messaggio. Gli aveva dato la croce e una missione e la determinazione per portarne il peso. Doveva battersi e questa volta non era per il nome che portava, era per i suoi figli e per coloro che amavano la terra scura di Sicilia.